Il segno prevalente nei dati diffusi dall'azienda ospedaliera di Padova sulla pandemia è in meno. Calano i positivi, dimezzati in un mese il numero dei contagi, cala il numero di tamponi e soprattutto diminuisce drasticamente il numero di quelli positivi, come cala il numero dei ricoveri, 39 in totale, solo un bambino in pediatria ma nessun minore in terapia intensiva, dove si trovano attualmente 9 persone. Un calo dei soggetti attualmente positivi nella nostra realtà provinciale, un calo per quanto riguarda le presenze in ospedale, un calo nelle aree mediche, un calo nelle terapie intensive e quindi i dati ci confermano questa tendenza di miglioramento rispetto all'epidemia. Su 39 ricoverati 20 sono i non vaccinati, rimanenti 19 anziani con molte patologie. Maggiore l'incidenza nella fascia 30-65 anni. Sul fronte vaccinazione sta dando frutti positivi l'attivazione di un ambulatorio per le donne in gravidanza. 98 gli operatori sanitari sospesi perché non vaccinati. È molto importante anche se ci fosse una sola persona che non ha motivo di non essere vaccinato. È un numero che per adesso riusciamo in qualche modo a far fronte nei vari servizi, nei vari reparti, ma che chiaramente pesa sull'organizzazione. Nel frattempo prosegue il monitoraggio della nuova organizzazione dei varchi di accesso in ospedale, dove oltre alla temperatura e alla richiesta della motivazione per l'ingresso, il personale di una ditta incaricata provvede al controllo del Green Pass e in caso di assenza di certificazione alternativa.